Eccoci anche oggi insieme, siamo qua per parlare e presentare uno spettacolo che però è molto di più. Lo spettacolo andrà in scena sabato 15 febbraio alle ore 20:45 al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova. Il titolo è E poi domani, storie di fragilità e futuro, messo in scena da Officine Arte e Teatro in occasione dei 20 anni della comunità terapeutica La Meridiana, di cui ospitiamo Elena Bertarelle, educatrice, responsabile di comunità e educatrice della cooperativa Il Portico. Allora, giusto? Spero aver detto tutto correttamente. Sì. Allora, iniziamo spiegando perché molto più che uno spettacolo. Allora, E poi domani è più di uno spettacolo, è in realtà un progetto, nasce da un progetto che è quello di raccontare le storie che nascono all'interno di un percorso terapeutico riabilitativo che è quello che le persone si trovano a vivere nella comunità La Meridiana. Non abbiamo solo che è deputata alla riabilitazione mentale. In campo salute mentale. Non sono storie unicamente di persone che hanno fatto questo tipo di percorso, ma sono storie di fragilità a 360 gradi. Quindi all'interno di questo spettacolo ritroviamo anche delle storie di persone che hanno vissuto un momento di fragilità nella propria vita. Sono anche gli attori stessi che riportano delle parti di fragilità di loro stessi, della loro vita. Quindi questo è un tema... Un recuperare un vecchio modo di fare teatro, tipo Living Theatre. Ecco, questo è un progetto appunto che nasce in collaborazione con Officine Arte e Teatro, che è un'associazione culturale che si occupa di teatro di strada. Loro hanno la loro metodologia lavorativa è quella di entrare all'interno delle realtà che si occupano del sociale, come in questo caso noi, e fare con delle interviste strutturate alle persone che si trovano a vivere questo percorso, quindi sono stati intervistati degli ospiti, sono stati intervistate degli operatori, abbiamo fatto delle interviste di gruppo, delle interviste singole. L'obiettivo era quello di avere delle suggestioni da poter mettere in forma teatrale per poter rappresentare al meglio questo tema così ampio che è quello della fragilità. La fragilità è facilmente riconducibile al problema del disagio mentale. Sì. Da quello che lei dice mi pare di intendere che si possa guarire. Diciamo che noi tecnici della riabilitazione parliamo di un percorso di recovery, dove recovery non è una parola facilmente traducibile, la possiamo associare alla parola ripresa di un funzionamento che a causa di una malattia viene minato sotto alcune delle aree fondamentali della vita di una persona, come la capacità di relazionarsi con l'ambiente esterno, la capacità di prendersi cura di sé, la capacità di riuscire a risolvere un problema facilmente. Quindi tutte queste aree vengono minate e con un intervento specializzato, un intervento che abbia un'evidenza scientifica, quindi con delle attività mirate, un intervento psicoterapeutico, si riprende questo funzionamento fino ad arrivare a una gestione della propria malattia, e quindi vuol dire un convivere con i propri sintomi, convivere con le proprie aree di sofferenza, forti di un lavoro importante alle spalle che permette alle persone di riprendere intanto ad aver fiducia nel futuro e quindi a credere di potercela fare, e per poi vedere passo passo, giorno dopo giorno, con dei risultati tangibili, quindi riprendere ad avere delle amicizie, riprendere anche semplicemente a frequentare un centro sportivo, riprendere un lavoro, riprendere i contatti buoni con le proprie famiglie di origine. Con questi tanti piccoli tasselli permettono alla persona di riprendere ad aver fiducia sul proprio futuro dopo anni di malattia. Ecco, ma questa malattia è indotta da un virus o da un accidente esterno? No, diciamo che questa malattia è generata da tutta una serie di cause, c'è anche sicuramente una componente ambientale e sociale, ma non solo, ma c'è anche proprio una predisposizione della persona
a gestire lo stress in un determinato modo, e nel momento in cui lo stress diventa ingestibile, la persona si trova in una condizione di fragilità tale che ed è lì che i sintomi cominciano ad emergere in maniera preponderante, e quindi una situazione stressante, una situazione traumatica, una situazione che si protrae nel tempo, per cui la persona si trova sprovvista di strategie e in un turbinio va a finire al fondo di questa spirale, dove si trova a ad aver bisogno di aiuto, un aiuto considerevole e importante. Detto che a chi fa il vostro lavoro bisogna solamente dire grazie, ma voi in 20 anni avete assistito 180 persone, Sì, tutti casi di successo? no, non possiamo dire questo. Allora, diciamo che ci sono stati anche dei percorsi che sono ritornati indietro, quindi delle persone che hanno dovuto riprendere un percorso intensivo dopo che erano riuscite ad arrivare ad un discreto funzionamento, perché comunque ci possono essere delle ricadute, ci possono essere degli altri momenti in cui la persona deve avere, da un supporto leggero, deve ritornare ad avere un supporto elevato, e questo non è assolutamente da nascondere. Succede, però possiamo dire anche di aver visto anche tante persone che comunque con grande fatica hanno ripreso a vivere una situazione autonoma, hanno ripreso un lavoro, hanno ripreso gli studi che avevano abbandonato. È vero che comunque nel momento in cui si fa un programma intensivo e quindi si riesce a riprendere un funzionamento, la persona non può essere abbandonata, la persona va sempre comunque seguita con un supporto calibrato nel tempo, che può essere un supporto territoriale a livello di centro di salute mentale, oppure può essere anche un supporto educativo domiciliare, quindi noi abbiamo strutture, appartamenti, gestiamo appartamenti dove troviamo persone che hanno fatto il percorso terapeutico prima in comunità, poi hanno passato una situazione di minor protezione sempre in un'abitazione con la presenza di un operatore a fasce orarie, e adesso si trovano a vivere in situazioni in cui vedono l'operatore 4 ore alla settimana e riescono a tenere nel tempo. Il primo di questi gruppi appartamenti autonomi che abbiamo aperto è del 2005 e adesso ne abbiamo 6, l'ultimo l'abbiamo aperto alla fine dell'anno. Quindi questo è la fine di un percorso residenziale per poter vivere una vita con un maggior grado di autonomia. Quindi un malato mentale resta un soggetto a rischio comunque, anche dopo la guarigione. Resta una persona con delle aree di fragilità che abbisognano di un sostegno adeguato, quindi la persona stessa impara con il tempo e con l'esperienza a chiedere aiuto e a vedere i momenti, a intercettare quelli che sono i momenti in cui sente che qualcosa non sta funzionando più bene. E in quel momento là l'incontro fondamentale è quello di poter rivolgersi a quelle che sono le persone che mi hanno sostenuto, mi hanno supportato e hanno creduto in me e che mi hanno fatto star bene. Quindi riprendere i contatti, intensificare sicuramente gli incontri, avere una buona triangolazione con la famiglia, fondamentale, anche con i fratelli in particolar modo, perché poi parliamo di persone adulte dove magari i familiari sono persone anziane che appunto sono presenti però non possono dare quel sostegno importante. Ci sono anche molti fratelli che collaborano con noi per sostenere la persona, perché nel momento in cui la persona riprende ad avere una situazione di fragilità, i sostegni... me lo stavo chiedendo, infatti, se operavate solo sulla persona o anche sull'ambiente. Sull'ambiente, perché se una persona fragile la si famiglia rimette nel medesimo ambiente, no, è certo, probabile che sia di nuovo in difficoltà. Esatto, esatto. Però quindi è importante che questa persona possa avere dei supporti, degli appoggi adeguati dove poter vedere soprattutto che non è da sola, perché comunque la malattia mentale crea un senso di solitudine importante e anche un'incapacità di vedere un futuro. Al di là della rappresentazione di sabato 15 febbraio in occasione dei 20 anni della vostra comunità, lo spettacolo poi avrà una vita sua e soprattutto è uno spettacolo codificato o è un work in progress, visto che parliamo di fragilità personali? Allora, l'idea è che questo spettacolo, che
ha sicuramente un inizio e una fine, ma potrebbe avere anche delle integrazioni, perché no? Assolutamente, con delle stimolazioni che adesso non sappiamo, perché questa è una prima, poi l'obiettivo è quello di poter portare questo spettacolo anche all'interno delle scuole. È un lavoro che Officina Arte e Teatro ha fatto anche con altri spettacoli, con temi anche molto molto toccanti, portandoli nelle piazze, portandoli all'interno delle scuole e creare dei laboratori con gli studenti, con gli alunni, con i ragazzi, parlando del tema specifico, in questo caso della fragilità. Potrebbe essere appunto che da altre stimolazioni si possa pensare ad un'evoluzione. Noi li abbiamo conosciuti, Officina Arte e Teatro, con un primo spettacolo che hanno fatto anni addietro, che era Freak Out, che era nato all'interno del Day Hospital del Centro di Salute Mentale dei Colli, quindi sempre area salute mentale. Anche lì si partiva da delle interviste e noi li abbiamo conosciuti così e il messaggio arriva diretto, si lavora soprattutto con le emozioni, quindi sono in grado di arrivare direttamente al cuore delle persone e smuovere, perché questo è l'obiettivo, smuovere anche un po' la sensibilità e la curiosità di conoscere realtà che possono dare un contributo per la società. Il lavoro che voi fate è un lavoro usurante, soprattutto viene riconosciuto come tale? Allora, è un lavoro che ha bisogno di, non è classificato come i lavori usuranti, il lavoro dell'educatore, però deve essere importante e pesante. Ecco, diciamo che la cosa più importante è che le persone che lavorano nell'ambito della salute mentale siano adeguatamente supportati da dei professionisti che siano in grado di sostenerli, soprattutto quando ci troviamo a essere travolti da dei momenti molto difficili dove vediamo o che dei percorsi non evolvono o che evolvono veramente troppo male, quindi parliamo di situazioni in cui purtroppo ci troviamo di fronte a delle persone che decidono di interrompere la loro vita, quindi hanno bisogno di sostegno, ma soprattutto hanno bisogno di strumenti formativi. Noi infatti è dal 2008 che ci formiamo col metodo della riabilitazione biopsicosociale e diciamo che nel momento in cui abbiamo acquisito un metodo e un linguaggio comunicativo uguale per tutti, abbiamo anche capito un po' meglio quelli che sono gli aspetti della malattia e come la malattia può essere risolta utilizzando dei percorsi specifici. Quindi diciamo che è una formazione continua ma anche una supervisione continua. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie a Elena Bertarelle, che è educatrice della cooperativa Il Portico e responsabile della comunità La Meridiana, di cui si celebreranno i 20 anni con uno spettacolo in scena sabato 15 febbraio alle ore 20:40 al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, messo in scena da Officine Arte Teatro. Il nome della pièce è E poi domani, storie di fragilità e futuro. Grazie ancora, buon lavoro, grazie a voi, alla prossima, ci si vede.